Ciao Crossing TV, oggi siamo a Piazza Maggiore a vedere due film ritrovati di Chaplin. Uno è Sunnyside e l'altro è A Day's Pleasure del 1919. Le melodie delle pellicole furono composte frettolosamente da Chaplin per una ridistribuzione del 1972. Per l'edizione di quest'anno del Festival del Cinema Ritrovato, la Cineteca di Bologna ha deciso di affidare al compositore Timothy Brock le melodie, che sono state riadattate per un'orchestra più piccola e come sarebbe piaciuto a Chaplin stesso. A seguire sarà proiettato un capolavoro di Buster Keaton, One Week. Chaplin e Keaton sono da sempre al centro delle diatribe dei cineasti su chi sia il miglior comico dell'età del muto. Noi abbiamo riproposto la sfida a modo nostro. Chi preferite tra Keaton e Chaplin? Chaplin, forse anche perché è più conosciuto e magari anche se siamo qui stasera e cioè sinceramente non avevo mai visto film di Chaplin, quindi è anche un esperimento. Tu? Sì, anche per me. È la seconda volta che vediamo un muto, quindi ben venga, insomma. Keaton. Come mai? A pelle. Chaplin. Come mai? Conosco solo lui onestamente. Keaton, perché lo trovo un genio, perché è riuscito a stravolgere l'ordine del movimento del corpo e basare tutta la comicità su un corpo che cade. È stato un grande. Charlie Chaplin. Va bene come risposta, Chaplin. Sì, io adoro. Come mai? Innanzitutto perché la Cineteca di Bologna, ricordiamo che è uno degli archivi più importanti di Chaplin e di conseguenza per valorizzare l'archivio è bello andare a ritrovare dei vecchi prodotti di Chaplin. Keaton o Chaplin? Oggi un po' Chaplin forse. Come mai? Perché non lo so. Chaplin. A me piace molto Buster Keaton, ma forse conosco poco Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Chaplin. È una dura lotta più o meno, nel senso che ho visto molte più cose di Chaplin e meno di Keaton, di conseguenza conosco meglio il primo del secondo, quindi però mi piacciono molto entrambi. Keaton. Perché? Perché mi fa ridere di più. Cosa ti piace di Keaton? Forse il fatto che era così impassibile, però ciononostante è molto comico. Keaton. Ce la fai la camminata alla Chaplin? Camminata alla Chaplin? Grande. Lo sa fare il movimento del baffo di Chaplin? Faccia di Keaton, seria? Faccia seria alla Keaton? Buster Keaton?